Buonasera, benvenuti allo spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Il panel di questa sera è dedicato alla formazione, l'importanza della formazione nell'audiovisivo, il titolo. Io vi introduco i nostri tre ospiti, ma lascerò subito la scena alla conduzione a Cecilia Valmarana, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission. Marina Zangirolami Mazzacurati, che presenterà la scuola Carlo Mazzacurati, benvenuta. Savina Neirotti, Biennale College, Scuola Holden, Torino Film Lab, piena di cappelli, grande esperta di formazione e di audiovisivo. Cecilia, lascio la palla a te e vi ringrazio di essere venute. Ci vediamo tra poco. Un'informazione di servizio: finiremo intorno alle 18:15, 18:20, perché alle 18:30 c'è il passaggio della delegazione. Sarete nostri ospiti per un bicchiere di prosecco che dovremo portare fuori in questa bellissima terrazza, quindi restate fino alla fine. A dopo. Grazie. Allora, intanto sono particolarmente contenta per una serie di motivi. Uno, che c'è la Veneto Film Commission, è nata, ha una struttura organizzativa forte, quindi do il mio benvenuto a Jacopo, a Francesca e a Floriano. La seconda cosa è perché alla mia destra e alla mia sinistra ci sono due donne brave, toste, gagliarde, che fanno due cose bellissime. Una è la scuola a nome di Carlo Mazzacurati a Padova e Savina le ha appena elencate Jacopo, quindi evito di dirlo. Due o tre parole. Per me Carlo è stato, insomma, oltre alla felicità di essere qua in mezzo a loro, è anche una memoria fortissima con Carlo. Con Carlo ci siamo passati i libri tutta la vita, siamo cresciuti insieme. Io portavo le pellicce sul set del Don Giovanni e lui faceva la comparsa. Abbiamo fatto gli autori di una rubrica televisiva su Canale 5. Insomma, ne abbiamo fatte parecchie e soprattutto gli ho prodotto quasi tutti i film come Rai Cinema, quindi sono legata a Carlo e al suo cinema e alla sua poetica e alla sua bravura da fili inestricabili, quindi avere qua Marina e Emilia per me è importante. Tra l'altro Carlo ha insegnato alla Holden, a quella che chiamavamo la Holden piccola. Qualche parola sulla formazione. La formazione è fondamentale perché lo sviluppo, la preparazione e la scrittura sono alla base di un qualsiasi prodotto audiovisivo. Ora non bisogna essere monomaniaci, cioè pensare che se uno deve fare un prodotto audiovisivo deve vedere solo serie o deve conoscere a memoria il cinema. La formazione deve essere ampia sempre, deve essere dall'inizio, quindi è molto importante che ci siano fin dalle elementari capacità di lettura, insegnare a leggere, insegnare a vedere un film, spiegare come si vedono un film e come si legge. Leggere moltissimo è alla base della buona scrittura, secondo me. La solita frase che dicono tutti: se c'è una buona sceneggiatura si può fare un brutto film, viceversa è impossibile. La buona scrittura è anche alla base di una buona produzione, perché si butta il meno possibile. Quindi tutto quello che è formazione, tutto quello che è laboratorio, dibattito e lungaggine, cioè gli sviluppi solo in Italia sono così brevi, e Savina lo sa meglio di me. Nei paesi anglosassoni un film viene sviluppato per anni, i copioni hanno 18 colori diversi perché a ogni stesura si cambia e non si ha paura di migliorare. Le scuole, diciamo, si può dire che le scuole, ci sono delle scuole sia orizzontali come può essere il centro sperimentale, e quindi c'ha una multidisciplinarità che poi si concentra nei saggi di fine anno e creano dei gruppi diciamo di attori, scrittori, insomma. Ormai, per esempio, ieri abbiamo visto Miss Marx. In Miss Marx ci sono lo scenografo piuttosto che il costumista no, ma insomma c'è un gruppo cresciuto insieme al centro sperimentale.
E questo secondo me è una peculiarità delle scuole pensate orizzontalmente. Le scuole verticali, in qualche modo secondo me la Holden è un po' più verticale che orizzontale, pur essendo multidisciplinare. Adesso con la scrittura, diciamo, seriale hanno anche loro acquisito una nuova importanza, perché il gruppo nella scrittura seriale è fondamentale. Io mi sono scritta altre cose, ecco. Spesso si ha paura delle nuove tecnologie, si parla di laboratori artigianali. Ecco, le forme di artigianato sono state sostituite dalle nuove tecnologie e di questo non dobbiamo aver paura. In parte il lavoro manuale è stato sostituito dal lavoro tecnologico e su questo non ci sono dubbi, ogni tanto ci spaventa, mentre il lavoro intellettuale non è sostituito. Quindi la scrittura, il lavoro intellettuale, la lettura, la creatività sono alla base di ogni lavoro audiovisivo, e la formazione da che siamo piccini, secondo me, è qualcosa da coltivare, e le scuole di scrittura sono un po' troppo, ma quelle dedicate e pensate, cioè ormai ce ne sono una quintalata, diciamo, però diciamo che quelle che mantengono la loro fama e la loro solidità vanno frequentate e incentivate. Su questo sono io che devo fare ecco, dovrei continuare il mio dibattito, ma Savina. Beh. C'è un'altra, secondo me, aspetto anche... Si sente? Sì. Un altro aspetto, secondo me, fondamentale ancora oggi di quello che è il fare scuola, e quest'idea anche di una scuola che continua nel tempo, quest'idea della formazione continua, cioè è uno spirito. È anche un'attitudine, no? Come tu ti poni di fronte alla tua opera, con quali domande, e in qualche modo rincominciando sempre da capo. Allora, quello che si impara secondo me in questi workshop, che siano appunto internazionali o se invece anche solo locali, nel senso la scuola Holden ha pochissimi allievi internazionali, sono tutti allievi italiani, il Torino Film Lab invece è fatto per allievi di tutto il mondo, così come la Biennale College. Si creano, come dire, si imparano come dei processi e poi ti porti dietro tutta la vita, dei modi di affrontare l'opera e le tue stesse idee, un modo di porsi delle domande. Quindi al di là di quello che impari e che ti viene insegnato in modo frontale, è proprio un modo di stare al mondo con la tua creatività, è anche un modo di collaborare con altri o di ascoltare i cosiddetti feedback. Lì c'è una grande differenza, magari poi ne parliamo, tra quello che è un atteggiamento di solito più dell'Europa, diciamo del sud, più nostro, francese magari e spagnolo, per cui è molto difficile ricevere feedback perché viene preso molto sul personale, è un atteggiamento un po' più anglosassone, dove io non mi identifico con l'opera, ma quindi accetto, come dire, l'aggiusto, sono disposta anche a lavorarci su insieme agli altri. Sono i danni dei cahiers du cinéma, diciamo, sono i danni della politica degli autori, in qualche modo, e poi il mondo anglosassone è un mondo che è cresciuto sin dalle elementari a play, cioè fanno moltissime recite sin da bambini, quindi c'è moltissima formazione drammaturgica da sempre, e poi c'è un modo molto più laico di stare, diciamo, al mondo, se vogliamo dire così. In tutto questo vorremmo sapere qualcosa da Marina sulle quando e come potremmo iscriverci tutti. Allora, ci possiamo iscrivere dall'inizio del 21 a una scuola che è in continuità con il master in sceneggiatura che abbiamo fatto con l'Università di Padova per 4 anni, un'esperienza di bellezza, di successo, e che non volevamo lasciare cadere. Quindi scuola con corsi di scrittura per cinema, per serie TV e montaggio. Questi sono i corsi che inizieranno il primo anno, con la prospettiva di parlare anche di tutte le altre professioni, quindi regia, fotografia, produzione e recitazione, quando si smolleranno un po' i tempi, perché c'è bisogno di riunire le energie che ci sono in questa regione, sono tantissime, con il master ne abbiamo trovate di favolose,
e quindi ripartiamo. La gente adora scrivere, tutti adoriamo scrivere, si drammatizza ogni minuto della nostra vita e imparare, come dicevate, a saper raccontare è il principio, è la base di questa scuola che vogliamo lanciare con questa precisa intenzione. Un territorio ha i suoi personaggi e può parlare a tutto il mondo, perché proprio perché è specifico, proprio perché è personale, può avere qualcosa di originale e di nuovo da dire. Noi partiamo da qui, partiamo dal Veneto, ma non vogliamo stare nel Veneto, vogliamo sicuramente aprirci. Le lezioni potranno essere online per forza di cose, un po' e un po', a seconda di come ci saranno i permessi, però l'online, si diceva prima con Savina, ha anche tante belle cose che dobbiamo riscoprire. Io non so, l'anno scorso ho fatto il corso al DAMS sulla messa in moto di un film, e tutto online, devo dire faticoso perché devi rinunciare a tante cose, però il silenzio, l'attenzione che si crea con i ragazzi è molto speciale ed è stato molto formativo. Quindi formazione, parola chiave, saper raccontare anche e partire da un'esperienza, dalle cose che abbiamo già fatto. Sicuramente col master, i film di Carlo sono stati pazzi all'inizio, perché Notte Italiana era pazza, giusto Cecilia? E nessuno lo voleva fare, poi meno male ci siamo capitati lì, ed è tuttora un film che parla a tutti, è stato qualcosa che ha rotto degli schemi e che ha permesso a tanti ragazzi di intraprendere questa professione, quindi buttiamoci. Io ci credo molto, dopo tanti anni di set, riuscire a dedicare ai ragazzi e trasmettere quello che ho dovuto imparare da sola, come tutti noi ci siamo fatti, altro che formazione, altro che scuole, dovevi fare tutto. Se tu vuoi fare il direttore della fotografia, ora ci sono dei corsi fantastici, il vecchio metodo era di stare dietro a un direttore della fotografia, se lo trovavi, se ce la facevi, e stare lì come un servitore per tanto tempo. Sono tempi finiti, le persone hanno anche altre potenzialità, altri modi, e per questo la formazione, la scuola è per me un punto fisso. Savina, tra tutte le tue esperienze, diciamo, tra Biennale College, Holden e Torino Film Lab, c'è un filo rosso? C'è qualcuna che suggerisci più di un'altra perché sono più internazionali? Cioè, ognuno credo che abbia una sua specificità. Vorrei dire che i film di Savina prodotti dalle Tre Cose vanno sempre ovunque, però... Sono esperienze di tipo diverso, anche perché arrivano a punti diversi della carriera, no? In qualche modo, se pensiamo alla scuola Holden, che adesso ha anche un corso universitario, stiamo pensando a qualche cosa che ti dà anche proprio una formazione di base, o comunque qualcosa che puoi fare da molto molto giovane. E adesso non voglio andare nel dettaglio di che cosa sia la nuova Academy, perché se no parliamo solo di quello e non ha tanto senso secondo me in questo contesto, però in generale la scuola Holden, quello che ha secondo me di straordinario è intanto l'opportunità. Noi andremo anche noi online quest'anno per quanto possibile, e faremo invece anche le cose fisicamente. A 20 anni fare una cosa come la scuola Holden, intanto trasversale, perché anche lì il principio è: per fare cinema però impara a scrivere racconti, se vuoi fare campagne pubblicitarie impara a montare un film, quindi il concetto della trasversalità fa parte anche della scuola Holden. Direi la scuola Holden sicuramente hai 20 anni e incontri persone che hanno la tua stessa passione, passi 2 anni insieme a loro, ti frequenti, incominci a leggere, è anche proprio un'esperienza di vita. La formazione è anche quella cosa lì, cioè quelli che saranno poi i tuoi compagni di viaggio nel resto della tua vita. E a volte c'è una solitudine dell'artista, no? C'è una solitudine, ti senti diverso, ti senti non compreso, vuoi leggere delle cose strane, hai bisogno di consigli, ma da persone che abbiano la tua età, non soltanto dai professori, dagli insegnanti, dai docenti, dai tutor. Torino Film Lab e Biennale College sono 2 cose diverse, nel senso che intanto ci proiettiamo
sull'internazionale, quindi entriamo in contatto con tutto il resto del mondo, ma lì devi avere già un'idea specifica, cioè devi avere un'idea di film. Nel caso del Torino Film Lab e della Biennale College ci sono delle differenze, ma devi aver già fatto qualcosa intanto, che siano cortometraggi, che siano altre esperienze, insomma devi aver realizzato, devi avere le basi e devi avere una tua idea. Allora lì lavori su una tua idea insieme agli altri. La caratteristica è imparare a lavorare insieme agli altri, cioè vedere gli altri registi, perché lì cosa succede sia al Torino Film Lab che alla Biennale College, che tu arrivi con la tua idea di film e lavori sul tuo film, ma fondamentalmente mentre fai questo lavori anche sui film degli altri, quindi devi contribuire, quindi ricevi feedback ma anche dai feedback. Ci sono delle complesse anche dinamiche psicologiche, molti primi film, come sappiamo, sono molto personali, vanno a toccare corde molto private, molto personali, ed è bello che sia così, quindi chiaramente tocchi un materiale incandescente. Ecco, riuscire a lavorare in gruppo senza perdere la propria identità e la propria voce, e soprattutto mantenendo ognuno la propria unicità. Ecco, questo è un po' il senso, sia il Torino Film Lab, lo spirito. Non vengono fuori, se voi vedete i film del Torino Film Lab e della Biennale College, sono uno diverso dall'altro, non c'è una factory, non c'è un diktat, le cose non si fanno in un modo unico. Ognuno deve trovare la sua strada. È più un modello produttivo, diciamo. È più, sì, anche un modello di lavorare insieme e anche di saper accogliere e rifiutare, a seconda di quello che ti risuona come feedback, assumere, come dire, un senso critico verso se stessi e la propria opera. Quindi lì è tutto un percorso che poi ti porti avanti, ma sempre, anche quando fai il quinto film. Sì, è quello che succede ogni volta che un regista porta un progetto al produttore. In piccolo è proprio quello, è fondamentale. Scusa. No, ed è anche molto bello quello che dicevi fa il gruppo, sul respirare un'aria comune, qualunque essa sia la scuola, poi ha il suo carattere e ti formi proprio anche respirando e vivendo quello. Anche per questo stiamo provando a capire se a Padova riusciamo, quando apriremo la scuola, ad avere anche una sala cinematografica che ci permetta di fare lezione più che mai in questo periodo, la distanza c'è, più che mai dentro il cinema proprio, ci dobbiamo provare. Volevo ricordare che la Factory Sacher Film è stata quella che ha creduto per la prima volta in Carlo Mazzacurati, che aveva fatto già un corto che ha distrutto, e in Daniele Luchetti, che ha aperto la mostra del cinema. Io ero in Rai già ed c'era il primo contratto della Sacher Film era Moretti produceva insieme a Barbagallo 2 film di giovani esordienti e insieme producevamo un film di Moretti che poi fu Palombella Rossa. Un'altra esperienza veneta che è finita molti anni fa, ma che è stata foriera di tanti direttori della fotografia, montatori, suoni, insomma, è stata quella di Olmi, che era proprio un laboratorio artigianale a Bassano del Grappa, si chiamava Ipotesi Cinema, credo che fosse i primi anni '80, e il comune di Bassano aveva dato ospitalità e la Rai comprava 1 milione al minuto i corti dei ragazzi. Per dire, uno che è uscito da Ipotesi Cinema è Giorgio Diritti, che proprio, insomma, poi quelle sono delle scuole che hanno lasciato abbastanza un segno olmiano nei propri autori, ma insomma chi andava fin lassù quello voleva e quello cercava. Diciamo che è stata una scuola artigianale di un po' sono infilata in un verbo che non riesco a dire. Chi ha precorso, grazie Sabina, i tempi, diciamo, in Veneto, e quindi insomma il tentativo mio, perché sono di questa regione, di Marina che vive qua, eccetera eccetera, è di riportare a narrare questo territorio che è straordinario e che è stato raccontato benissimo da molta scrittura, benissimo da molto cinema per parecchio tempo,
e poi un po' dimenticato. Adesso lo stanno un po' riprendendo i Segre, i Rossetto, insomma, e Padoan, sì, certo. Però insomma ci piacerebbe che appunto si riprendesse una narrazione di questa terra che è anche molto diversificata e anche molto bizzarra, cioè se poi pensiamo agli scrittori veneti l'hanno raccontata in mille modi. Sì, è una terra molto ricca ed è curioso che quando appunto ho iniziato con questa scuola mi sia stato chiesto: sì, ma il cinema cosa fa per le imprese? La risposta che io do sempre ai ragazzi è che se noi ci mettiamo i blue jeans è perché abbiamo visto tanti film americani. Ma certo, ma poi vogliamo dire, il cinema è un'impresa, quindi cioè, bisogna rientrare un po' e cominciare a pensare che il cinema, la scrittura e la cultura sono la nostra storia, quindi non si scherza proprio, si va dentro, si viaggia dentro qualcosa di serio che rimane nella nostra memoria. Senza questo non si va da nessuna parte, quindi siamo in un momento in cui secondo me si sta rivalorizzando questo proprio nel nostro territorio, è molto apprezzabile questa cosa e dobbiamo dare il meglio. Va bene, quindi è pensabile, Sabina, fare delle collaborazioni tra le tue 3 realtà e la scuola Mazzacurati in un futuro? Sì, anzi ce n'è una già in corso, diciamo, con il Torino Film Lab, e vediamo, speriamo, ma assolutamente, perché proprio questo è lo spirito, dare anche agli allievi, ai ragazzi, le maggiori opportunità possibili. Un po' è un po' come tornare a bottega in qualche modo e dargli questa opportunità. Diciamo, per esempio, se pensiamo alla scuola Holden, i docenti sono professionisti che stanno facendo quel lavoro in quel momento e spesso sono tantissimi, vengono per un breve periodo quando loro possono, e si impara anche così, diciamo, no? Delle volte ragiono, in casa editrice, cose che spesso non si sanno, molti scrittori iniziano come lettori, poi diventano editor e poi piano piano diventano scrittori. Spesso diventano scrittori restando anche editor. Se qualcuno si ricorda Lessico familiare, c'è tutta la storia di Pavese, delle Einaudi, ma anche più recentemente molti autori continuano a fare gli editor. Quindi l'idea di bottega e l'idea di bottega artigianale, dove nel cinema l'artigianato è spesso sostituito ormai con le nuove tecnologie che comunque continuano e che non ci deve spaventare questo. Comunque l'idea di bottega e di scrittura, di scambio resiste nel tempo. E poi l'altra cosa che a me piace sempre della formazione è chi si è formato insieme. Io ho anche un'esperienza di delle annualità di un gruppo di produttori già formati che vengono selezionati per fare una cosa che si chiama Ace Producers, che sono dei produttori europei che fanno un corso di un anno sia di sviluppo, progetti, ma insomma è soprattutto un modo di fare networking tra di loro in modo che poi un domani possano coprodurre, e mi pare che siamo al 36esimo anno di Ace. Spesso delle classi che si sono trovati durante tutto un anno poi comunque continuano a vedersi, e delle volte a me mi fa tenerezza perché vedo i titoli di coda o di testa di film europei e riesco a dire quello è Ace 21, quello è Ace 22, perché sono le annate, e sono delle annate che poi restano, cioè la formazione resta. Io ho iniziato e concludo parlando di Carlo Mazzacurati. Con Carlo io sono cresciuta, quindi per me era impossibile non continuare a seguire siamo cresciuti insieme, il suo percorso in qualche modo è stato il mio. Lui era un creativo, io ero quella che cercava di mettere al maggior agio possibile la sua creatività. Venendo dalla produzione e sapendo con quante difficoltà si montano i film, voglio sempre ribadire l'importanza della scrittura. La scrittura più esatta, più ci fa risparmiare, è una parola brutta perché sembra un risparmio, cioè ci consente di investire tempo e denaro nel miglior modo possibile, in modo che ciò che abbiamo in testa si possa realizzare al meglio. Cioè io soffro moltissimo nel capire che un film hanno buttato 25 minuti, perché sono 4 settimane e sono più o meno 1 milione di euro.
ragionando proprio grosso per pieno. Quindi più si sviluppa, e qua Savina diceva giustamente, noi non anglosassoni siamo molto gelosi dei nostri percorsi e delle nostre idee, e quindi tendiamo ad avere meno facilità al cambiamento, mentre i paesi anglosassoni sono molto più pronti e più aperti al cambiamento. Però il cambiamento consente di arrivare al miglior prodotto possibile, quindi Torino Film Lab e Biennale College e quelli che si formeranno alla scuola intitolata Carlo Mazzacurati, secondo me avranno poi la possibilità di fare il film come lo volevano loro. Più aperti sono, più gruppo hanno fatto, più si sono fatti, diciamo, contaminare pur restando loro, meglio sarà. Se ci sono domande dal pubblico, intanto, se ci sono domande dal pubblico, è il momento giusto. Ma ne farei una io a Marina, visto che è il primo lancio della scuola, hai detto da gennaio partirebbe, giusto dare qualche dato, intanto deadline per le iscrizioni, se hai già idea di quante persone entreranno nella scuola, facciamo finta che siamo in tempi normali, classi e tutto. Se hai già qualche nome di docente? Allora, abbiamo già abbozzato questo bel sito dove appunto www.scuola Mazzacurati o Scuola Cinema Mazzacurati si può già vedere. Abbiamo Franco Bernini, Marco Pettenello, Doriana Leonde per la sceneggiatura, abbiamo anche Enzo Monteleone e Claudio Cupellini per scrittura e regia, e Paolo Cotignola che gestisce il corso di montaggio. Iniziamo con queste cose perché sono quelle che sono più semplici, non vediamo l'ora di fare anche regie varie e recitazione, però diciamo questo, noi prevediamo 10 studenti per ogni corso per poterli seguire, perché la forza è che vengono seguiti individualmente, sia nella scrittura come è stato per il master, con le correzioni individuali. Ci sono molte più ore di lavoro con i tutor e con i professionisti, anche one to one, che è molto importante. Poi allora, avremo un open day online per la prima volta, abbiamo sempre fatto l'open master nei cinema, adesso lo faremo online intorno a metà ottobre, rimandiamo appunto ai nostri informazioni che arriveranno attraverso i social. E allora, un open day in cui tutti i professionisti racconteranno il loro modo di lavorare e bene o male uscirà l'impostazione di questa scuola. Qualche masterclass fino a Natale, 3 o 4, in cui gli insegnanti saranno a disposizione sempre online, anche questo, dei ragazzi. Faranno una piccola lezione, spiegano il loro lavoro e poi c'è una mezz'oretta, quello che sarà, di domande e così. C'è già un modulo dove si può già richiedere altre informazioni per l'iscrizione. Il sogno è quello di iniziare ai primi subito nel 21, ma penso che lo faremo. Senti, ti chiedo un'altra cosa. Vabbè, intanto, quando secondo te è ipotizzabile l'allargamento ad altri corsi? Già dall'anno prossimo? Dall'anno successivo? Sì, okay. Sì, l'anno successivo, sì, anche ottobre 21 potrebbe essere già che vengono lanciati, settembre-ottobre. E deadline di iscrizione quest'anno? Allora, l'abbiamo lasciata un po' lunga, proprio perché un inizio ha bisogno di essere sostenuto, quindi 2 mesi li lasceremo di sicuro, si arriverà forse anche a fine novembre, fine ottobre, fine novembre, lo dobbiamo capire, perché è tutto talmente diverso quest'anno che stiamo... Però sì, insomma, questo più o meno è un periodo lungo. Anche il master aveva 2 mesi di possibilità di iscrizione. E speriamo appunto di arrivare lì, di avere le sedi, che abbiamo diverse opzioni, vediamo come e in che modo. Speriamo di avere anche un cinema e che altro dire? Niente, questo per ora è questa la cosa che vogliamo lanciare. Terremo anche attraverso il sito della Film Commission informati, rimbalzeremo le vostre informazioni e notizie.
Se non ci sono domande dal pubblico, possiamo passare a prendere un bicchiere di vino. Grazie di essere venute, grazie agli intervenenti e a Cecilia che ha coordinato. Grazie a chi ha seguito.